Abbiamo aperto la trasmissione negli uffici della CNA parlando di economia, parlando del rischio decadenza del presidente Todd e del suo prossimo ricorso, e adesso ci occupiamo in chiusura del settore dell'automotive, perché nell'ultimo periodo sono successe tante cose. Trump vuol dar spazio e respiro ai motori termici. Allo stesso tempo c'è stata la reazione dell'Europa con Ursula von der Leyen e la Lagarde, che invece dicono noi procediamo per la nostra strada, ma quella strada ne parliamo con Antonio Rione, che è il nostro esperto del settore. Ha creato molti problemi per il sistema automobilistico europeo. Ma diciamo che più che problemi ha creato confusione, perché ancora oggi il mercato non sta rispondendo a quelle che sono, come possiamo dire, i dettami di una Commissione europea che ha deciso ormai anni fa che ci fosse una transizione verso un'auto a zero emissioni, quindi l'auto elettrica più in particolare, perché come sappiamo hanno escluso ogni altra forma di alimentazione e non hanno voluto procedere per vie di mezzo. Il problema reale è che anche se l'auto elettrica per adesso arriverà fra 10 anni come obbligo, nel frattempo come diciamo, percorso la Commissione ha dettato delle regole molto stringenti sulla quantità di gas serra emesse dalle macchine, per cui è previsto tutta una serie di limiti emissivi da non superare da parte delle case automobilistiche per le auto di nuova immatricolazione, e questi limiti, che quest'anno hanno avuto appunto un ulteriore inasprimento, se vogliamo definirlo così, stanno tagliando fuori dal mercato tutta una serie di veicoli termici che fino a qualche anno fa erano considerati poco inquinanti e adesso invece si pagano delle multe milionarie. Un po' per costringere le case, diciamo, ad accelerare il passo. Il fatto che Trump abbia fatto, diciamo, una scelta molto demagogica, è contraria a quella europea, ma è demagogica in senso strettissimo, perché lui giustamente, fra virgolette, dice non impediremo a chiunque di comprarsi l'auto che vuole, perché lui è, sappiamo, un negazionista del clima, non ammette che le operazioni industriali dell'uomo alterino il clima, e probabilmente anche ha una visione, un ritorno politico nell'immediato e non dei vantaggi futuri per l'umanità di una riduzione dell'inquinamento. Ora io non voglio discutere il fatto se abbia ragione o no sul clima, perché insomma ci sono gli scienziati che lo spiegano, insomma, le attività industriali dell'uomo e anche la quantità di uomini che ci sono sulla Terra, perché ci dimentichiamo che prima eravamo 4 miliardi, adesso siamo 8, quindi tutti inquiniamo di più e bisogna comunque in qualche modo limitare queste emissioni. Entrambe le scelte sono molto drastiche. Von der Leyen ha detto noi continuiamo per la nostra strada, anche perché dietro c'è una lotta su chi prevale nella produzione industriale, visto che gli Stati Uniti comunque sono produttori di auto, sono stati i primi a fare le auto in grandi quantità, prima dell'Europa e prima ancora dell'Asia, però adesso sono perdenti sotto il profilo industriale, perché l'Asia domina, l'Europa segue a ruota come quantità di vetture prodotte e come tipologia di vetture prodotte, e quindi Trump con questa mossa vuole anche provare a dare una spinta produttiva all'industria automobilistica americana, che in questi decenni è uscita un po' perdente. I meno giovani ricorderanno che fino agli anni 70-80 il dominio era General Motors, Ford, adesso il dominio è Toyota, Volkswagen, stanno arrivando le case cinesi a mangiare produzioni, la stessa Ford produce la metà rispetto a tanti anni fa, General Motors ha chiuso stabilimenti, quindi sappiamo che Chrysler non è neanche più a capitale statunitense ma è a capitale europeo perché è di Stellantis, quindi è una mossa che ha anche una valenza produttiva. Sulla base di quanto
ha affermato Trump nel momento dell'insediamento, le grandi realtà che inquinano in termini di emissione sono nell'ordine la Cina, gli Stati Uniti e l'India. L'inquinamento dell'Europa è pari solamente al 6%. Sì, noi siamo molto virtuosi. Nel dettaglio l'auto europea, cioè tutto il sistema di trasporto, non è solo l'auto, quindi anche i camion e quei pochi treni che vanno a gasolio, ancora rappresentano l'1% delle emissioni totali. A suo tempo l'Europa disse lo facciamo per dare l'esempio sul fatto che si debbano ridurre le emissioni, e in effetti l'Europa in questi anni le ha ridotte, però le ha ridotte come? Sì, limitando le emissioni delle automobili, delle industrie, però sostanzialmente le emissioni in Europa sono basse perché le produzioni industriali non sono più in Europa, le produzioni industriali sono in Asia, non sono in Cina, anche negli altri paesi emergenti, sono in India, sono in Bangladesh, in Pakistan, nei paesi più strani dove ci sono industrie manifatturiere che prima stavano in Europa, adesso sono lì, quindi l'inquinamento viene prodotto da questi paesi che hanno comunque limiti molto meno stringenti per quanto riguarda appunto le emissioni nocive, non solo atmosferiche, anche di altro tipo, no? Sappiamo bene che insomma, le industrie chimiche e le industrie manifatturiere non sono solo emissioni gassose, ma sono tanti altri rifiuti industriali. Noi vogliamo fare i bravi, però lo facciamo perché abbiamo delegato l'inquinamento a questi altri paesi. Resta il fatto che l'atmosfera è una, per cui quello che si inquina da una parte arriva da noi e viceversa. Non c'è stata la risposta dei paesi inquinanti, vabbè, se siete bravi voi cerchiamo di fare i bravi anche noi. Con l'accordo di Parigi, da cui Trump è uscito immediatamente, c'erano stati presi degli accordi per limitare le emissioni di tutti i paesi, chi produce molto ha detto datemi il tempo, come la Cina, e infatti che per certe cose, ad esempio l'inquinamento automobilistico, la Cina ha agito prima di noi perché per loro era un problema proprio locale, l'inquinamento nelle grandi metropoli cinesi, l'auto elettrica si è sviluppata lì perché le loro metropoli erano molto inquinate, però la mossa di Trump, che qualcuno auspica che venga poi seguita anche dalla comunità europea, ma così von der Leyen ha detto noi non ci adeguiamo, non so quanto potrà durare, perché probabilmente se ne accorgeranno. Andiamo in esclusiva al settore dell'auto guardando il 2024. I paesi che hanno perso di più in termini percentuali di venduto sono nell'ordine la Germania, la Francia, la Spagna e l'Italia, molto meglio le altre. E in termini di crescita c'è il fenomeno Volvo e la conferma di Toyota che fin dall'inizio ha pensato ad alternative diverse rispetto all'elettrico, vedi l'idrogeno. Dunque, la conferma del fatto che in alcune zone d'Europa si venda un elettrico come prevalenza ha fatto sì che alcune case come la Volvo, di nome svedese ma di proprietà cinese, che ha una produzione prevalentemente elettrica, abbia avuto un grosso incremento, perché il nord Europa cresce su queste alimentazioni, cioè quei governi hanno sponsorizzato parecchio l'accelerazione in questo senso. Nei paesi del sud Europa o del centro Europa, quelli che tu hai citato sono i mercati principali dove c'è un po' di decremento di immatricolazioni, continuano a vendersi le auto tradizionali, soprattutto le ibride, infatti vediamo che la crescita di Toyota continua, Toyota vende per i 3/4 auto ibride nel mercato europeo, che sono oggi la soluzione più naturale per una casa che ha sempre investito in queste motorizzazioni poco inquinanti, e difatti abbiamo un riscontro. In Italia siamo il primo importatore, quindi siamo il secondo marchio, noi nella nostra zona siamo addirittura il primo perché la gente ha compreso che l'ibrido inquina meno soprattutto perché consuma di meno, quindi c'è un problema anche di vantaggio economico. Anche l'auto elettrica in teoria è più economica in termini di consumi, nel senso di costo chilometrico, no? Quanto spendo per fare 100 km? In teoria perché
Si spende poco se ricarichi a casa, se poi invece ricarichi nelle colonnine pubbliche dove il costo dell'energia è triplo o quadruplo, ovviamente il costo chilometrico va a farsi benedire. Per cui il mercato chiede auto che consumino poco e che costino poco come acquisto e come, diciamo, utilizzo. L'ibrido è quella che soddisfa questa condizione, un tempo lo era il diesel per una serie di motivi che adesso purtroppo sono diventati dei limiti. L'elettrico forse quando ci sarà una maggior diffusione e una maggior concorrenza fra le compagnie che forniscono, diciamo, l'energia dalle colonnine pubbliche avrà più successo, ma io credo che al di là del fatto che ci possano essere cambi politici e quindi anche di indirizzo, noi avremo ancora molta strada da fare per la diffusione. Chiusura, stanno per partire i titoli di coda, l'accordo nel 2024 tra Toyota e BMW per puntare molto delle scelte future sull'idrogeno e sulle capsule a idrogeno. Quella è una strada che Toyota sta perseguendo da diversi anni, sia per quanto riguarda le vetture che vengono alimentate a idrogeno, ma per attivare una pila a combustibile, quindi motore elettrico alimentato da energia prodotta dentro la macchina, dalla macchina, che è l'accordo fatto con BMW. Noi abbiamo un prodotto circolante, volendo io lo posso anche vendere, poi qui non ci sono distributori di idrogeno, quindi Toyota ha pensato alle capsule che sono delle microbombole che ricaricano il serbatoio della macchina. Però Toyota sta investendo anche su motori termici alimentati a idrogeno, che era un po' un qualcosa che anche BMW e Mercedes avevano sperimentato una decina d'anni fa a livello europeo. Questo consentirebbe, diciamo, di alimentare a idrogeno vetture tradizionali, quelle che siamo abituati a vedere, col motore meccanico che conosciamo tutti. Quindi quella potrebbe essere una strada del futuro. È chiaro che oggi si fanno i test, si provano le macchine in pista, non sono vetture acquistabili, però diverse case ci stanno credendo. In Giappone c'è una specie di consorzio fatto da tutte le maggiori case automobilistiche proprio perché si vuole arrivare a emissioni zero, poca CO2, pochi ossidi nell'aria, però si cercano anche strade diverse da una batteria e un motore elettrico e basta.